È entrato in vigore il 1° marzo l'accordo bilaterale fra Cina e Unione Europea sui prodotti di eccellenza geografica, che prevede la mutua protezione di 100 DOP e IGP europei e altrettante provenienti dalla Cina. Dall'Italia arrivano addirittura 26 prodotti a denominazione e l'altopiano dei 7 comuni può fregiarsi di una gemma di prima grandezza in questo scrigno di meraviglie note in tutto il mondo. Nella lista infatti è stato inserito anche l'Asiago DOP. Dopo un decennio di importante lavoro, il Consorzio Tutela ha ottenuto in Cina un risultato veramente buono. Siamo riusciti a entrare nella lista delle 100 denominazioni europee protette anche nel mercato cinese. Questo è un fatto importantissimo per noi, considerando il fatto che il mercato cinese è il mercato più grande al mondo. Il consorzio che tutela il prodotto ha riconosciuto nella Cina uno dei mercati di sviluppo già nel 2011 e pochi anni dopo sono stati varati provvedimenti per promuovere sempre più il formaggio di questo angolo di Veneto. Nel 2020 l'attività consortile si è rafforzata con controlli diretti nei punti vendita cinesi e su siti di e-commerce dove venivano venduti prodotti americani che utilizzavano impropriamente la dicitura Asiago. Tutto questo va visto nella prospettiva di un mercato cinese che ha visto aumentare del 12,5% l'importazione di prodotti caseari. La Cina non è però l'unico obiettivo a lunga gittata per la DOP veneta. Altro risultato molto importante è l'accordo europeo con l'Armenia, in cui questo paese andrà a riconoscere tutte le denominazioni di origine, quindi tutte le DOP, quali l'Asiago DOP, saranno riconosciute e protette e tutelate in Armenia.